Amici di Directa Sport, buon pomeriggio da parte di Daniele Floris e Filippo Tuveri dalle immagini. In diretta da Cagliari, dal Piero Polese, Ferrini Calangianus, 14ª giornata del campionato di eccellenza in Sardegna. La Ferrini che si trova 13ª in classifica a 15 punti, il Calangianus invece a 14 meno 1 dunque dalla formazione di casa. Gli arbitri di questo pomeriggio saranno Marchetti Manuel dall'Aquila, Nocchese Filippo di Oristano e Diagini Mauro sempre di Oristano. Andiamo a vedere quelle che sono le formazioni di questo match. Partiamo dalla Ferrini Cagliari. Galasso Enrico in porta, Cuccu, Boi, Mudu e Pisano in difesa, Rostand, Aresu, Argiolas e Mele a centrocampo, D'Agostino e Podda in attacco. Dall'altra parte invece il Calangianus con Forzati in porta, difesa Ongaina, Vinicius e Todescatto, San Biagio, Ferrari, Bruno, Savage, Esposito a centrocampo. Le due punte saranno Del Soldato e Martinello. Manca solo il fischio dell'arbitro Marchetti e poi si può iniziare il match valido per la 14ª giornata. Il primo movimento lo darà il Calangianus, attaccando da destra verso sinistra, viceversa invece per la Ferrini. Si deve ancora aspettare qualche attimo per poter iniziare. Nella Ferrini manca Camba, che è il capocannoniere della squadra con 5 gol in questa stagione. Come stai? Tutto a posto, tutto a posto. Speriamo vincere oggi. Dall'altra parte invece abbiamo poi il Calangianus, che come abbiamo già ripetuto in precedenza si trova a meno 6 dalla zona retrocessione. Bisogna riparare anche la porta alla nostra sinistra, quindi inizierà dunque in ritardo il match. Stiamo ripetendo che il Calangianus è in zona play out, la Ferrini è vicinissima, solamente a meno 1 sia dall'Inglesias che dallo stesso Calangianus 1905. Era partita bene inizialmente, poi è calata anche dopo le diverse sconfitte. La formazione di Sebastiano Pinna ha perso 4-1 col Sassari il 2 ottobre, ha pareggiato poi con la Villa Cidrese, stessa cosa col Ghilarza, ha perso poi col Monastir, pareggiato con l'I Punti, e l'ultima sconfitta invece è di 4-2 contro l'Osese il 6 novembre a Sassari. Marchetti è pronto a dare il via al match, fischietto in bocca, inizia adesso Ferrini Calangianus col primo pallone che viene giocato dalla formazione ospite. Vinicius, pallone che viene girato dalle parti di Todescatto a sinistra, a cercare Ferrari, recupera poi il pallone Aresu, prova l'imbucata verso il capitano Podda, ha recuperato comunque la Ferrini. Cuccu, chiuso bene dall'intervento di Ferrari, rimessa laterale per la Ferrini. Argiolas perde palla, la recupera Ferrari. Cuccu, altro movimento, cercare un compagno e si guadagna un'altra rimessa. Pallone in avanti verso Argiolas, la chiusura di Vinicius
rimessa questa volta in zona d'attacco per la Ferrini, vicino all'assistente numero 2 dell'arbitro. D'Agostino raccoglie la sfera per andare a battere questa rimessa laterale. Pallone nel cuore dell'area di rigore, a cercare un colpo di testa da parte di Boi, alla fine altra rimessa per la formazione di casa, sempre il pallone verso Boi, colpisce però di testa un giocatore del Calangianos, alla fine Ferrari alza un campanile, la rimette in mezzo ad Agostino verso Podda che spedisce il pallone direttamente dalle parti di Forzati. Vinicius allarga il gioco per Todescato. Ongaina, palla in avanti, chiude Mele in rimessa, dunque possesso che favorisce ancora una volta il Calangianus. Ongaina, palla in avanti, ha recuperato poi la Ferrini giocando all'indietro sul proprio portiere Galasso, rilancio verso D'Agostino, poi Aresu in avanti a cercare un compagno che non c'è, ha recuperato poi Vinicius che ha servito di testa il proprio portiere Forzati, ha rimesso subito in moto la sfera. Bruno allarga delle parti di Ongaina, Vinicius gira bene il pallone verso Todescato, allarga a destra, San Biagio di prima intenzione, era in posizione di fuorigioco del Soldato, si è alzata la bandierina del primo assistente, gira dunque il pallone la Ferrini con Mudu che ha servito Pisano ma il pallone è uscito, rimessa per il Calangianos. Con le mani Ongaina, Bruno Ongaina gira all'indietro, Vinicius alza il baricentro il Calangianos, Todescato, come verticale del Soldato di prima intenzione per Ferrari, al limite dell'area non si gira, serve però San Biagio, 1 contro 1 con Argiolas. San Biagio mantiene palla, poi con la suola prova l'imbucata verso il compagno, ha recuperato Mele, riesce comunque a passare solo per un attimo, interviene poi alla fine Savage che recupera il possesso grazie a questo calcio di punizione conquistato dal Calangianos. Vinicius palla all'indietro, Bruno centrale, Savage sponda, poi Ferrari allarga sulla destra, San Biagio, palla in mezzo, ha chiuso bene Cuccu, Argiolas di testa, Ferrari destro alto, ricordiamo che il Calangianos invece reduce da un pareggio contro il Lanusei il 6 novembre, non perde dal 15 ottobre, quindi da quasi un mese, contro il Sampdoria Portorotondo per 4-2. Rimessa Ongaina, palla in avanti, cercare il colpo di testa da parte di Esposito, alla fine ha recuperato e poi calcia col sinistro da lontano, alla fine possesso per la Ferrini. Cuccu, Argiolas, Todescato, Savage la sua testa per servire poi all'indietro
un avversario. Poi Pisano, lungo per Rostand, di testa riesce a passare il numero 11, poi a metterla in mezzo. Non è riuscito però a colpire il pallone Podda. Alla fine ha rilanciato il Calangianus. Cuccu in avanti per Argiolas, difende la sfera con il fisico, attaccato da Ferrari che riesce a recuperare il pallone. Bruno si gira su se stesso, è bravissimo a passare in mezzo a due, continua Bruno verso Martinello, l'1-2, anzi del Soldato, chiedo scusa, ancora Bruno, vuole andare verso la porta, non ci riesce, subisce anche un fallo il difensore centrale Mudu. Si ferma dunque il gioco perché il pallone è stato messo fuori. Mudu rimane a terra, ha preso un colpo in faccia. Quindi il gioco si sarebbe dovuto fermare anche subito, così non è stato. Sarà dunque rimessa per il Calangianus che giustamente rende palla alla Ferrini. Poi Cuccu, palla in avanti a cercare Argiolas, lungo il pallone ci arriva prima Todescato a mettere e rifugiarsi in rimessa laterale a favore della Ferrini, zona offensiva. Viene poi richiamata la sfera, allora Cuccu andrà a battere la rimessa. Mele 1-2, Ferrari a chiudere, palla in mezzo, allontanata dalla difesa, ci vuole provare D'Agostino, sinistro murato da Savage, sarà rimessa laterale. Pisano con le mani, è intervenuto Vinicius su questo pallone, alla fine Rostand altissimo verso Galasso che se la cava poi con un rilancio. Todescato, sinistro in avanti, ha chiuso per un momento Areso, alla fine recupera il possesso Vinicius, chiama palla Bruno, Vinicius la gira dalle parti di Ongaina. Esposito chiuso da Pisano, testa di Ongaina, poi quella di Rostand. Ha subito il fallo il Calangianus. Si rincomincia da Todescato che avanza, pallone giusto in verticale, c'è stata una deviazione di Cuccu che regala la rimessa al Calangianus in zona d'attacco. Ferrari, Todescato, palla in mezzo, la chiama e la fa sua il portiere della Ferrini, Galasso. D'Agostino, Rostand, stop di petto, attaccato da due avversari, non riesce a guadagnare la rimessa, bensì regala il possesso alla formazione ospite. Partita molto lenta, non ci sono state occasioni nel corso di questi 10 minuti di gioco. Scontro diretto fra le due per non retrocedere. Savage recupera questo pallone, poi allarga nella zona di San Biagio, riesce ad arrivare su questo pallone ma non a tenerlo in campo, e allora Cuccu ha subito battuto la rimessa verso D'Agostino. Ancora il numero 2 in avanti a cercare Podda,
la testa di Vinicius che si aiuta forse un po' con le braccia. Savage riesce a passare, poi in un secondo momento arriva Boy da dietro. Bruno recupera il pallone a centrocampo, tanti scontri nel cerchio di centrocampo fra le due squadre. Alla fine fallo viene fischiato da parte di Marchetti su D'Agostino, che rimane a terra, si rialza anche subito. La gioca Boy in avanti sulla destra a cercare Argiolas, palla in mezzo di prima intenzione, la testa di Vinicius, calcio d'angolo, il primo della partita, il primo a favore della Ferrini. Argiolas a battere, Mudu e Cucco rimangono dietro. Rostan sul primo palo, palla nel cuore dell'area di rigore, alla fine riesce a recuperarla Forzati, forse con un fallo anche da parte di Agostino, che chiede subito scusa, gesto di fair play fra i due. E poi Bruno, Tode scatto, chiama palla dall'altra parte Ongaina, servito proprio in questo momento. Avanza il numero 4 del Calangianos, che poi torna all'indietro. Vinicius, Tode scatto, palla in avanti, alza dunque con un pallonetto la sfera, che viene recuperata da Boy. Bello il tacco a servire poi Cucco, a mandare al bar due avversari del Calangianos. Areso non riesce a gestire palla, la recupera Bruno. 1-2 con Del Soldato, ancora il 14 del Calangianos, che poi la gira verso Ongaina. Alza dunque il baricentro, la formazione ospite. Savage ha cercato l'1-2 con Esposito, non ha buon fine, recupera Rostand, che poi la gira all'indietro. Pisano, Mutu, sinistro in avanti a cercare Podda, lo scontro con Vinicius, l'ennesimo, dove l'arbitro però non fischia. Recupera Del Soldato, attaccato poi da dietro da Rostand, che recupera il pallone con D'Agostino. In avanti Eschel, poi la sfera in rimessa, battuta verso Todescatto. Bruno, Ferrari, Todescatto, Ongaina, in avanti, pallone verticale a cercare la corsa di Martinello. In avanti Galasso, Vinicius di testa, vince l'ennesimo contrasto contro Podda. Alla fine ci prova in avanti San Biagio, chiuso da Cuccu. Guadagna una rimessa laterale il numero 2 della Ferrini, guadagna dunque secondi per poter respirare. Rimane comunque alto il Calangianus. Cucco con le mani, Podda, stop di petto e lancia in avanti per Mele. Vinicius, Forzati, Vinicius, Todescatto, palla centrale, sbaglia Todescatto, serve D'Agostino. Rostand chiama palla dall'altra parte Argiolas, sinistro profondo a cercare il 7, la testa di Vinicius, mantiene poi in campo il pallone, no, non ci riesce San Biagio, è la rimessa per la Ferrini. Con le mani Cuccu, palla in avanti, cercare Podda, la testa poi di Ferrari, tacco di Martinello, Boy recupera il pallone, gira sulla sinistra, Argiolas, Pisano, Rostand, posizione di Pisano che porta via l'uomo, Rostand palla in mezzo, testa di Vinicius, poi D'Agostino, centrale, facile per Forzati, ci prova la Ferrini in avanti. Todescatto, Bruno, Vinicius, a destra Ongaina,
Palla lunga, a cercare Martinello, Boi di testa verso il proprio portiere. Di nuovo Boi. Cuccu. Attaccato da Ferrari, Aresu. Podda. Si gira e poi serve Argiolas sulla destra. Non c'è spazio, arriva il raddoppio anche di Ferrari. Argiolas passa solo per un momento, recupera il 6. Contrasto con Aresu, poi a liberare Boi. Ongaina in avanti, testa di Aresu, testa di Savage e poi Bruno. Col sinistro, non si alza la bandierina, posizione regolare, non ci arriva però Martinello sulla corsa, pallone che è troppo lungo verso il 25 del Calangianus, rimessa dunque per la Ferrini che può gestire il possesso, partita molto combattuta a centrocampo. 0-0 il risultato al 17° minuto. 0 occasioni per il Calangianus, 1 per la Ferrini con un colpo di testa di D'Agostino, facile per Forzati. Si riprende Boi. Pisano, avanza il numero 3 Rostand di prima intenzione, cercare Mele che lotta a centrocampo. Fine l'arbitro Marchetti fischia un calcio di punizione a favore della formazione di casa. D'Agostino col sinistro andrà profondo all'interno dell'area di rigore a cercare la testa di Podda. C'è anche Rostand, Aresu e sul secondo palo Argiolas con Boi. Fischio di Marchetti. D'Agostino verso il dischetto, ha liberato Savage in rimessa laterale in zona offensiva. Arriva poi il 10 a battere con le mani senza fretta, formazione di Sebastiano Pinna. Palla in area di rigore, nessun contatto, poi Rostand di testa, rimane comunque a terra Boi, viene messo il pallone fuori da Forzati, rimangono invece a terra Boi e Vinicius. L'arbitro si avvicina ai due, è arrivato poi il raddoppio sul 4 che non ha concesso di poter andare verso i pali di Forzati. Si rialza il difensore centrale della Ferrini. Restituisce palla a Rostand nell'area di rigore di Forzati. Todescato, Vinicius, Ongaina, Vinicius, Todescato, palla in verticale a cercare del soldato, ha chiuso bene D'Agostino. Aresu e Ferrari lottano, vince il numero 6 che poi manda in avanti ancora una volta Martinello senza poi trovare il compagno, alla fine Mutu. Pisano, sinistro profondo, cercare la testa di Podda, prima di lui Ongaina che serve però Mele senza fallo, si lamenta anche il numero 6 Savage, pallone in avanti a cercare la corsa di Esposito, interviene Pisano che recupera palla centralmente, la vuole servire ad Aresu, alla fine Ferrari su questo pallone, bravo ad uscire in anticipo Galasso e buttarla in tribuna. Rimessa per il Calangianus che ha già rimesso in moto la sfera con Bruno. Todescato, gira bene il pallone verso Vinicius. Ongaina centralmente, Savage fa un velo per del soldato, l'intesa funziona ma alla fine il numero 8 del Calangianus non riesce ad agganciare bene il pallone, è stato fischiato poi un fallo ai danni di Mele
battuto poi subito da D'Agostino in avanti verso Rostand, l'anticipo di Forzati che esce bene e recupera la sfera. Forzati per Esposito che avanza, chiuso da D'Agostino, rimessa laterale per la formazione ospite. Con le mani Ongaina in avanti, cercare del Soldato, alza poi il pallone la Ferrini e la perde subito anche, concedendo il possesso al Calangianus. Ongaina, bravissimo Mele a recuperare il pallone, poi centrale, Podda in avanti per Rostand, pallone lunghissimo, ci arriva all'11, si alza però la bandierina, il pallone è uscito, rimessa laterale per il Calangianus, Vinicius a battere, lascerà ad Ongaina. Con le mani il 4 del Soldato, prima di lui Pisano con la testa, pallone centrale, D'Agostino passa con un fallo addirittura triplicato dagli avversari, calcio di punizione dalla 3/4 del metacampo del Calangianus. Può essere una potenziale occasione per la formazione di casa adesso, mettere un pallone insidioso nell'area, tutti a difendere. Si avvicina poi al limite dell'area anche Podda, Boi, Rostand e Aresu contro la difesa a 6, limite dell'area di rigore del Calangianus. Arriva anche D'Agostino a battere Argiolas con il destro. D'Agostino che si piazza sul secondo palo, marcato da San Biagio, fischia l'arbitro. Pallone in mezzo, la testa da parte di Todescato, poi posizione di fuorigioco, si è alzata la bandierina del secondo assistente dell'arbitro, calcio di punizione per il Calangianus. Vinicius, Todescato, avanza il numero 16 del Calangianus, poi allarga sulla sinistra San Biagio contro Argiolas, sfida tra 7, San Biagio vuole cercare un pallone lungo per Martinello, abbastanza lungo direi, raccoglie Galasso. D'Agostino, Aresu, gira per Cuccu sulla destra, Cuccu in avanti a cercare Argiolas, altro buco da parte della Ferrini, altro recupero del Calangianus. San Biagio perde il pallone dopo la pressione di 3 uomini della Ferrini, palla in avanti a cercare Mele, riesce a passare in mezzo a 2, non a trovare un compagno, si guadagna per una rimessa in zona d'attacco, rimane in avanti la formazione di casa, Cuccu con le mani, Mele lascia passare, poi Aresu, palla in mezzo, ha liberato del Soldato alzando un campanile a centrocampo, la testa di Boi, il piede di Todescato, lo stop di Martinello che fa l'1-2 con San Biagio, ha recuperato però la Ferrini con un pallone in avanti di Mudu, anticipa bene Forzati sull'attacco di Podda che non si è visto tantissimo in questi primi 26 minuti di primo tempo. 0-0 tra Ferrini e Calangianus, partita molto equilibrata, molto lenta, e questo già si poteva sapere perché si tratta di uno scontro diretto per non retrocedere. Aresu
sinistro verso Argiolas, non è troppo lungo, possesso per il Calangianus con una rimessa laterale. Altra rimessa per la formazione ospite. Hace una inversión. Questa volta con un calcio di punizione che andrà a battere Vinicius in avanti. Vinicius lungo verso Ferrari, la testa di Boi in anticipo, poi Todescato e rimessa per la Ferrini. Cucù, Argiola, stacco, bello a servire Podda, interviene di nuovo il 7 che poi col sinistro allarga dalle parti di Rostand. Stop, sinistro dentro, lungo, troppo lungo di Rostand. Rimessa per il Calangianus. Dai, pressa! Todescato con le mani. In lungolinea c'è sia Ferrari che San Biagio, pallone verso il terzo incomodo Martinello. Podda. Buon numero su due avversari, alla fine Argiola sperde palla su Savage, l'1-2 con del Soldato, interviene Rostand che riesce in scivolata a chiudere il numero 8 del Calangianus, rimane comunque in possesso la formazione ospite. Ongaina con le mani, del Soldato, Ongaina può tornare a gestire il possesso con tranquillità il Calangianus da dietro. Todescato, Ongaina avanza e destro lungo a cercare Martinello di testa, ha provato a fare sponda verso del Soldato che in quel momento non si trovava in posizione, ha recuperato comunque Ongaina su Mele. Bruno alza il pallone di testa a Cucù, di testa anche Aresu. Argiolas invece raccoglie il pallone. Cucù, Aresu, Todescato sbaglia ma rimedia servendo Bruno. Del Soldato attaccato, prende il pallone Mudu con Aresu, alla fine D'Agostino. Rostand velocissimo in sovrapposizione Pisano. Rostand va dentro da Podda che non aggancia, serve così Forzati. Bruno, Pero porque darle la paja al partido. Que siempre le pasa así. del Soldato. Por lo menos. Tiene que poder jugar, sorprendersi, ¿no? Savage gira poi verso Ongaina che ha ricevuto da Esposito. Bruno, Todescato, Avanza il centro. si alza la posizione del 16, ancora Todescato, serve Ferrari. Vinicius, viene incontro anche Martinello, alla fine viene servito Bruno. Savage cerca l'imbucata, non la trova, libera poi in un secondo momento Mudu con Todescato che ha battuto con le mani. San Biagio non arriva su questo pallone, allora rimessa per la Ferrini. Siamo arrivati alla mezz'ora, 0-0 al Piero Polese tra Ferrini e Calangianus. Argiolas in avanti, San Biagio 1-2 con Ferrari, interviene Mele, benissimo. Podda, ancora Mele, di prima intenzione col sinistro a cercare Argiolas, alla fine Todescato si rifugia in rimessa con difficoltà, alza il baricentro la Ferrini e alza anche la pressione.
la formazione di Sebastiano Pinna. Cucù con le mani, D'Agostino, Pisano, Rostand, sbaglia l'aggancio, regala la rimessa alla formazione ospite. Già battuta, Ongaina dietro per Vinicius, a sua volta verso Forzati che riserve Vinicius. Bruno si gira a centrocampo, Ferrari, Bruno e sinistro largo per Todescato che ha spazio e può avanzare. San Biagio si fa vedere, viene servito poi Martinello, spalle alla porta, Boi è bravissimo a strappare il pallone dai piedi. D'Agostino, sinistro largo per Pisano, deve avanzare il 3, lo fa proprio in questo momento, serve poi Rostand sulla corsia di sinistra, all'1 contro 1, Rostand torna all'indietro per Pisano, palla in mezzo, c'è Caracciola sul secondo palo, viene chiuso dalla testa di Todescato. Cucù contro Ferrari, va Cucù, passa sul fondo, la mette in mezzo, deviazione, poi Rostand all'indietro, D'Agostino, sinistro alto, la raccoglie Forzati. Ci ha provato poi qui con un buon tic tac la Ferrini, non è riuscita però ad arrivare verso i pali di Forzati che serve Vinicius. Ongaina, Savage, poi il pallone verso Esposito, Bruno, Del Soldato, gli alza anche un po' la maglia Mudu, calcio di punizione per il Calangianus nella tre quarti della Ferrini. La formazione ospite non è riuscita ad arrivare nemmeno una volta verso i pali di Galasso. Ci può provare in questo momento. A battere Del Soldato, in mezzo ci sono Esposito, Savage, poi anche Ongaina, sul primo palo invece Vinicius e Martinello. Fischio da parte di Marchetti. Del Soldato, lungo sul secondo palo, colpisce di testa Pisano. Alla fine San Biagio, Pisano con il corpo difende palla su Ongaina. Non esce la sfera, Pisano libera poi col sinistro. Ferrari, prima di Bruno arriva l'anticipo di D'Agostino, chiuso da Ferrari. Cucù lascia sfilare il pallone in rimessa. Aresu, Mudu, sinistro in avanti, Podda liscia, Vinicius all'indietro, Forzati. Vinicius, Ongaina, Vinicius, in avanti questo pallone da parte del numero 26 che non è riuscito a trovare un compagno. Di testa Ferrari, recupera Martinello che può andare verso la porta, chiuso da due, da Cucù e da Resu. Martinello da solo sul fondo, alla fine il pallone esce, rimessa per Galasso. Che gira subito il pallone per Mudu. Pisano, Mudu in avanti col sinistro a cercare Rostand, chiuso da Esposito in fallo laterale. Pisano con le mani, perde il pallone del Calangianus a centrocampo, recupera Podda, Mele col tacco, alza il pallone, riesce però poi a giocarlo in un primo momento, allontana poi la difesa del Calangianus dalle parti di Galasso che raccoglie
con i piedi. E grazie alla pressione del Calangianus costretto ad andare lungo verso Podda. Questa volta fischia l'arbitro Marchetti un tocco di mano, di braccio da parte di Vinicius. Che scusa, forse si è aiutato col braccio a scavalcare Podda e dunque è stato fischiato questo contatto da parte dell'arbitro Marchetti. D'Agostino sul pallone, Argiolas lì vicino, sistema la barriera forzati con 3 uomini, anzi 2, che saranno Martinello e Ferrari. Fischio di Marchetti. D'Agostino, secondo palo, Boi di testa, non trova la porta, lascia sfilare poi Todescato sul fondo e dunque Forzati può rimettere in moto la sfera e gestire il possesso. Ongaina, Vinicius, ancora Ongaina, D'Agostino interviene a centrocampo, Rostand recupera palla, ancora D'Agostino, c'è stata forse una deviazione, no, e allora rimessa per Ongaina. Palla in avanti a cercare Martinello, alla fine Ferrari, Todescato, Bruno mantiene palla il 14, poi in avanti a cercare Del Soldato, testa di Argiola, sale indietro per Cuccu, aveva chiuso Boi sul tentativo del Calangianus. Todescato di testa, gira il pallone verso Ongaina, Bruno all'1-2 con l'8, Savage subisce fallo, bruttissimo Bruno, lascia correre per il vantaggio l'arbitro Marchetti. Savage, palla in mezzo per la testa da parte di Martinello, che ci ha provato per la sua prima volta in questi 39 minuti di gioco del primo tempo tra Ferrini e Calangianus, ma si è alzata la bandierina, fuori gioco e calcio di punizione per la Ferrini. 0-0 il risultato. Galasso, lungo a cercare la testa di D'Agostino, alla fine recupera Ferrari. Del Soldato, Bruno, ancora il 14, si gira e poi serve in profondità il compagno davanti ai pali di Galasso. Martinello, che occasione qui per il Calangianus di passare in vantaggio al 40° minuto. 6 più recupero, anzi 5,5 più recupero alla fine di questo primo tempo, con il risultato di 0-0. Todescato con le mani, di testa Ferrari, non riesce a tenere il pallone in campo. Cuccu, chiedo scusa, con le mani. Testa di Argiolas, alza il pallone Todescato, Aresu, bravo Argiolas a superare Todescato, poi a metterla in mezzo, la chiusura di San Biagio. Secondo calcio d'angolo a favore della Ferrini.
Argiolas dalla bandierina, palla in mezzo, nel cuore dell'area di rigore, Savaggia liberato, poi il partito in contropiede, Bruno contro 3, arriva dall'altra parte Ferrari, Bruno destro dentro a cercare Sambiagio, non riesce a passare il 7, chiude Argiola, D'Agostino, chiedo scusa, e poi pallone proprio verso Argiolas, Todescato di testa, arriva Podda contro Vinicius in marcatura. Sovrapposizione di Boi, servito in questo momento, sfida tra difensori centrali, passa il 4, palla in mezzo su primo palla, liberato Todescato che deve recuperare il fiato, ma la Ferrini vuole comunque giocarla veloce, cambio fallo e possesso regalato al Calangianus. Todescato con le mani. Cambio fallo a fischiare. Bruno, attaccato da 2 avversari, si alza la pressione della Ferrini che ora lascia giocare a Forzati. Ongaina. Destro in verticale, chiuso poi da Rostand, recupera D'Agostino che perde palla solo per un attimo, è bravo a cavarsela e servire poi Argiolas in avanti, Cuccu senza trovare un compagno, di testa all'indietro Vinicius, Forzati per Bruno. Savage, Bruno, Todescato, Savage, si gira, serie di roulette e poi l'ultimo tocco di Todescato, rimessa per la Ferrini, Cuccu a battere con le mani. Cuccu che ha segnato un gol contro la Villa Cidrese con il risultato di 1-1, guadagnato un punto a Villa Cidro la Ferrini e successivamente anche col Ghilarza per 2-2. Pisano ha ricevuto bene da Podda, Pisano entra in aria, Pisano fuori di un soffio, rischia di potersi portare in vantaggio la Ferrini, è stato bravo qui Paolo Pisano ad arrivare in area di rigore, non bene l'esecuzione del tiro, ma ci ha provato la Ferrini che ora può sicuramente prendere fiducia. Forzati per Vinicius, Ongaina, Vinicius, pallone per Todescato, ancora Vinicius, Savage, alza il pallone verso Del Soldato, Boi di testa, la chiude in calcio d'angolo, non riesce a mantenere in campo il pallone, primo per il Calangianus, 3 in totale. Adesso manca un minuto più recupero alla fine del primo tempo, 0-0 con l'occasione arrivata pochi minuti fa sui piedi di Paolo Pisano. Ci prova però dall'altra parte il Calangianus con Bruno dalla bandierina, tutti nell'area piccola, Bruno su primo palo, cerca una deviazione, trova quella di D'Agostino che libera e poi Mudu in avanti, male. Senza recupero finisce il primo tempo fra Ferrini e Calangianus, noi ci prendiamo una pausa e poi torneremo. Il legno è elemento naturale e storia dell'uomo. In Sardegna, da decenni, la Nordlegno si distingue per la professionalità nella sua lavorazione. Dalla produzione su misura alla migliore conoscenza, l'utilizzo e l'innovazione per gli arredi della tua casa. Da Nordlegno trovi intagliatore, ferramenta artigianale, progettazione e rendering di ambienti, fino all'ultimissimo Momo Design. E se vuoi stupire e stupirti, scopri l'unica produzione nell'isola dei vetri stampati digitalmente. Da Nordlegno ricca fornitura di porterei tagliafuoco per strutture alberghiere, infissi in legno e alluminio, meccanismo saliscendi Nordal e tanto altro.
Nordlegno produce e distribuisce la propria eccellenza in tutta la Sardegna. Nordlegno, conoscenza, utilizzo, innovazione per il tuo benessere quotidiano. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Ben ritrovati amici di Directa Sport, in diretta dal Piero Polese di Cagliari per seguire il secondo tempo tra Ferrini e Calangianus. 0-0 il risultato nei primi 45 minuti. Marchetti è l'arbitro a dare il fischio di inizio di questo secondo tempo. Volevamo innanzitutto anche salutare a tutti gli amici del bar centrale di Calangianus. Sappiamo che ci state seguendo da lontanissimo, dalla provincia di Sassari. Dunque un caloroso saluto anche a voi in diretta da Cagliari. È iniziato il secondo tempo, dunque ci spostiamo anche in campo. Subito in avanti la Ferrini con Rostan, che non riesce però a prendere questo pallone, bensì lo protegge con il fisico Ongaina, e dunque sarà rimessa dal fondo, già battuta dal portiere Forzati, che ha girato poi il pallone verso Todescato. Ongaina lungo in avanti a cercare il pallone verso Marchetti, chiedo scusa, Martinello. Pisano, D'Agostino, Podda, si gira, attaccato da Vinicius, solito duello, alla fine sulla destra Argiolas, sulla posizione velocissima di Cucu, che non mette il pallone in mezzo, lo fa in questo momento col sinistro, il primo palo, è altissimo Vinicius a prendere il pallone di testa, poi Todescato in avanti, non trova nessuno, regala la rimessa per la Ferrini. Recupera il Calangianus cercando un pallone in avanti poi verso Martinello. Alla fine possesso per la Ferrini solo per un attimo. Palla in avanti, Ferrari avanza il numero 6, poi con l'esterno allarga per Savage, recupera Rostand benissimo questo pallone, poi lo manda in avanti col sinistro a cercare Podda, recupera il pallone a centrocampo Bruno, servendo San Biagio, alza il pallone verso Esposito, di testa non riesce a trovare Savage, arriva ad Agostino in copertura, Rostand centralmente, Pisano si gira col sinistro, va ad Agostino, doppio rimpallo, ma la rimessa sarà per la Ferrini con Pisano che andrà a battere con le mani. Palla verso Mele, non fischia l'arbitro il contatto fra il 4 e il 6, recupera Ferrari nella corsia di sinistra, avanza il 6, 1 contro 1 con Cuccu, pallone verso San Biagio, sfida tra i numeri 7 con Argiolas, vince quello del Calangianus. Rimessa dunque a favore delle mani di Toscato. Toscato con le mani in avanti a cercare la testa di Martinello, prima quella di Boi, poi si aiuta un'altra volta con le mani Vinicius,
facendo segno che le ha tenute alzate. L'arbitro Marchetti però decide di fermare il gioco e di concedere il possesso con un calcio di punizione alla Ferrini. Partita che nel primo tempo è stata molto equilibrata, 0-0 anche in questi primi 3 minuti. 2 minuti e mezzo. E 2 minuti e mezzo. Alla fine il pallone viene lanciato in avanti senza trovare nessuno. Perché nessuno. Vinicius, Ongaina, palla in avanti, la testa di Mudu sempre presente, poi Esposito non riesce a mantenere il pallone in campo, fischia Marchetti, si alza anche la bandierina dell'assistente dell'arbitro, rimessa per la Ferrini che può avanzare. Andrà Pisano con le mani. Si accende una mini rissa con contestazioni da parte di Esposito, ma era evidente che la rimessa fosse per la Ferrini in questo caso. La testa di Ongaina, Aresu ci ha provato con deviazione di Toscato che ha murato la conclusione dell'8 della Ferrini, recupera il pallone Forzati. Mette palla a terra il portiere del Calangianus. Palla lunga. Ferrari. Alla fine Vinicius, ennesimo fallo, primo cartellino proprio per lui quando siamo arrivati al 5° minuto di gioco. Primo ammonito della partita, primo ammonito a favore del Calangianus, ai danni anzi, non a favore. Calcio di punizione, se ne incarica Boi. Palla in avanti, cercare D'Agostino, sfila sul fondo il pallone, può respirare la difesa del Calangianus e ripartire da dietro. Rimane a terra Vinicius per un problema muscolare. Viene richiamato lo staff medico del Calangianus che entra proprio in questo momento. Vinicius che ha gestito bene la difesa nel primo tempo. Una partita molto equilibrata con pochissime occasioni. C'è stata invece l'occasione per Pisano in questo inizio di secondo tempo. Ghiaccio per Vinicius. I primi movimenti nella panchina sia della Ferrini che del Calangianus. Tanti giovani nella panchina della formazione di Sebastiano Pinna. Esce dal campo Vinicius come da regolamento.
Ripartirà dunque Forzati con un rilancio lungo, ma prima il cambio. Esce proprio Vinicius per infortunio ed entra con la numero 5 Spina. A Milano cosa? Si guadagna ma non gli basta Primo cambio effettuato dal Calangianus, dalla formazione di Ferruccio Terrosu. Lungo Forzati, si riprende, testa di Ferrari, poi quella di Aresu, alla fine D'Agostino per Podda, esterno largo verso Argiolas, 1 contro 1 con Todescatto. Argiolas arriva al raddoppio da parte di Ferrari, riesce comunque a liberare San Biagio, in avanti per Martinello che si gira, numero 25 contro Aresu. Martinello serve bene lì vicino anche il pallone per San Biagio, che poi allarga nella zona di Ferrari, chiude bene Cuccu in rimessa, guadagnandosela, coprendo con il corpo, e giocarla lì vicino su Aresu. Todescatto con le mani, Savage, pallone all'indietro, all'1-2 con Ongaina. Savage non riesce però a servire di prima intenzione Esposito, regala così la rimessa per Pisano. Palla in avanti, stop di Podda e pallone verso l'area di rigore della Ferrini. Lungo, Ongaina vuoto, Podda supera Ongaina con un fallo al limite dell'area di rigore, forse era dentro, dalla nostra postazione si è visto qualcosa in più, ma alla fine calcio di punizione al limite dell'area per la Ferrini. Non abbiamo il VAR, quindi la decisione dell'arbitro è questa. Calcio di punizione che può essere sicuramente insidioso verso i pali di Forzati. Sul pallone c'è Argiolas, lì vicino anche D'Agostino col sinistro. Manca solo il fischio dell'arbitro. 4 uomini in barriera per Forzati. Fischia l'arbitro, va Argiolas per le barriere, poi Rostand, occasionissima davanti ai pali di Forzati per il numero 11 della Ferrini, che ha spedito però il pallone sul fondo. Rimessa per Forzati. D'Agostino recupera San Biagio questo pallone e poi avanza col sinistro dentro per Del Soldato. È intervenuto poi Mudu. Todescatto allarga nella zona di Esposito sulla destra. Savage è in sovrapposizione, servito adesso il numero 8 all'1-2 con Esposito. In avanti ha chiuso Pisano, bravissimo il classe 2005 a mandare poi in avanti il pallone per Podda. Si alza la bandierina, posizione di fuorigioco, ha fischiato Marchetti, si riparte dunque da un calcio di punizione per il Calangianus. Spina, Ongaina, si può accendere dunque la partita, 2 occasioni. (12 minuti sul cronometro), 0-0 il risultato.
palla dentro, ha messo fuori Boi, poi Bruno non riesce a gestire a centrocampo, Todescato in avanti, colpisce il pallone del soldato, la manda in avanti Boi, San Biagio, destro centrale, Savage, Todescato, del soldato, allarga nella zona di Ferrari, ancora del soldato, San Biagio chiuso, torna all'indietro il Calangianus, si alza il baricentro, quasi tutti nella metà campo della Ferrini. Spina, di testa il pallone di Martinello, non ci ha creduto Esposito che non è nemmeno è partito in ritardo, anzi sul colpo di testa del 25 del Calangianus. Cuccu, Mudu, gira il pallone sulla sinistra dove c'è Pisano, con il tunnel supera Savage, poi Esposito a metterla in rimessa. Buona la partita di Paolo Pisano, classe 2005, maglia numero 3, maglia bianca della Ferrini. Proprio lui con le mani. Si difende con il corpo Podda, arriva il raddoppio di Savage, alla fine l'ultimo tocco è del numero 9 della Ferrini. Esposito questa volta riesce a conquistarsi la rimessa e con le mani andrà a battere Ongaina. Pisano, Boi in avanti a cercare Podda, spina di testa, la tocca per il portiere che ci arriva. Todescato gioca il pallone in avanti, l'ha presa Cuccu, Bruno, San Biagio si avvicina all'area di rigore solo per un momento perché poi ha liberato Cuccu, Spina, non respira più il Ferrini, Savage, palla in avanti, posizione regolare, Martinello, posizione di fuorigioco, si alza la bandierina dell'assistente dell'arbitro, altra posizione irregolare. Mudu, sinistra per Pisano, palla in avanti, Rostan non ci arriva, prima di lui Ongaina, stop e poi Esposito. Può avanzare il 24, lo fa in questo momento, serve poi del soldato di prima intenzione verso Savage, palla in mezzo per Martinello, testa di Boi, sì, destro di... il gol da parte di Ferrari, 1-0 per il Calangianus, quando siamo arrivati al 15° minuto, scoccato in questo momento, 1-0 per la formazione ospite. Non si era capito bene chi avesse tirato il pallone verso i pali di Galasso, alla fine abbiamo capito bene chi è stato a segnare, il numero 6 Ferrari. Si sblocca il match dopo 15 minuti del secondo tempo. Cuccu, palla lunga, cercare Argiolas, la chiusura di Todescato, poi Mele. Prima di Argiolas arriva Todescato, del soldato, ha preso fiducia, adesso il Calangianus può partire in contropiede. Va bene, dai. Bruno, dietro, San Biagio, allarga per Savage, forse un po' in ritardo, ha recuperato Rostand. Ancora il numero 11. Pisano, palla all'indietro, Mudu, D'Agostino, Boi, allarga nella zona di Cuccu, si accentra, manda al bar l'autore del gol Ferrari. Todescato,
Martinello, Bruno di prima intenzione, Martinello può andare da solo, lo stop, Martinello in area di rigore, chiama palla dall'altra parte del soldato, Martinello fuori. Rimessa dal fondo senza deviazione. Pisano deve reagire la Ferrini a questo svantaggio. Rostand senza fallo, Esposito. C'è tanto nervosismo anche nel pubblico. La rimessa però è per il Calangianos. Con calma Ongaina a battere. Palla profonda del soldato, sinistro, sponda per Bruno, sinistro murato da Argiolas, Mele, male il tocco per Rostand, recupera Bruno, Savage, in avanti, Martinello, palla verso Esposito, Rostand col tacco, Mele, anticipato ma c'è fallo. È il secondo giallo per il Calangianos, questa volta ai danni di Ongaina al 19° minuto. Due li ammoniti di questo match, Vinicius uscito, è entrato al suo posto Spina e adesso Ongaina con la numero 4, dunque due difensori. Galasso a battere la punizione. Boi lungo, cercare Argiolas, posizione regolarissima, alla fine Spina, errore gravissimo in zona difensiva. Poi occhio a questo contropiede del soldato, l'imbucata per Martinello, bravo Boi a recuperare subito questo tentativo di verticalizzazione verso Martinello da parte del soldato. Ha recuperato però il possesso la Ferrini con una rimessa. C'è però un doppio cambio nelle file della formazione di casa, esce il portiere, dunque è entrato al posto di Galasso Emanuele Daga. E poi è uscito Mele. Bisogna capire chi è entrato. Con la numero 20 Murgia. È uscito Mele ed è entrato Murgia, che tocca il suo primo pallone per Podda in area di rigore. Argiolas anticipato bene da Ongaina. Pallone in avanti per Martinello, si alza la bandierina, ha ricevuto da Ferrari. Martinello dice di no per il suo fuorigioco, è evidentissimo. Mudu, palla in avanti per Podda, troppo lungo, non ci arriva il 9. Altro tentativo della Ferrini, non è andato a buon fine. Dunque è entrato Murgia al posto di Mele con la 20 ed è entrato Daga al posto di Galasso con la 12. Cambio anche di portiere dunque. Forzati con la rimessa battuta in questo momento. Pallone uscito, ha provato del soldato a gestirlo, rimessa però per la Ferrini.
Cucù con le mani in avanti a cercare Podda, petto e poi Murgia. Contro Todescato, passa a Murgia con il fisico, manda anche a terra il giocatore del Calangianus, alla fine recupera poi la formazione ospite del Soldato, può partire un altro contropiede, alla fine il pallone in avanti per Martinello, altra bandierina alzata, altro fuorigioco, forse questo ci poteva stare a non fischiarlo, anche perché, come abbiamo ripetuto in precedenza, non ci sono i monitor per poter vedere se il fuorigioco evidentemente è regolare o no. Dalla nostra postazione sembrava essere posizione regolare, alla fine è stato poi fischiato il fuorigioco con la bandierina alzata da parte dell'assistente dell'arbitro. Si rialza Boi, 1-0 il punteggio, lo ricordiamo, il gol di Ferrari, arrivato al 15° minuto del secondo tempo, e sicuramente dal bar centrale di Calangianus staranno anche festeggiando. Cambio, esce Boi ed entra con la numero 13 Cogoni, terzo cambio per la Ferrini. Secondo cambio invece per il Calangianus, esce del Soldato e al suo posto invece entra con la numero 12 Azzara. Si è ripreso a giocare Mudu, gira il pallone per D'Agostino, posizione di difensore centrale. Il neo entrato Cogoni gira per Cucù, sinistro alto per Argiolas, Todescato di testa, Bruno fa stessa cosa. I neoentrati a combattere a centrocampo, pallone in avanti, questa volta posizione regolare, occhio a Martinello, in area, Martinello, Paradaga, Martinello, 2 volte la salva la Ferrini, con Pisano questa volta, ci ha provato il 25, occasionissima qui per passare in doppio vantaggio. Argiolas, dentro il pallone per Murgia che non riesce a trovare un compagno, ma si guadagna il calcio d'angolo. Proprio Murgia della bandierina, salgono tutti, rimane dietro solo Cucù, palla sul primo palo, il velo e poi la posizione di fuorigioco, ma che occasione qui che abbiamo visto sui piedi di Argiolas, che ha servito poi Podda, anzi no, Aresu, è stato Aresu, il velo di Podda per Argiolas e Aresu in posizione irregolare. Sono passati 26 minuti, quindi poco più della metà di secondo tempo. 1-0 il risultato, Ferrari al 15°, 1-0 ovviamente a favore del Calangianus. Palla in avanti a cercare Azzara, interviene Savage con un fallo, D'Agostino a terra e poi qui si accende anche qualcosa, interrompe però il gioco Marchetti. Lamentele anche da parte del pubblico. E basta!
si può riprendere a giocare. Al Piero Polese. Cuccu, palla in avanti, Todescatto a liberare. Cogoni con le mani, lascia Cuccu. Palla in avanti, la testa di Ferrari, poi spina in avanti. Azzara, palla verso Martinello, altra posizione regolare, Martinello da lontanissimo, con frustrazione prova, dopo i 2 errori negati sia da Daga che da Pisano pochi minuti fa. Alla fine un Calangianus che tutto sommato per quello che ha costruito può trovarsi meritatamente in vantaggio. Dall'altra parte invece la Ferrini deve sicuramente reagire e l'ha fatto con l'occasione di pochi minuti fa. Argiolas ci prova, l'ha messa fuori Spina. Pisano col petto, si è aiutato col braccio e si è visto anche dalla postazione. Calcio di punizione. Forzati, palla in avanti, Pisano di testa, sarà rimessa per il Calangianus. Ongaina con calma, si trova in vantaggio, dunque vuole gestire i momentanei 3 punti. Esce l'autore del gol, Ferrari. Al suo posto invece entra con la numero 3 Puzzu. Ongaina con le mani, lungo verso l'area di rigore, poi la testa e tacca Martinello, 2-0, ma annullato per posizione di fuorigioco. Non si è capito bene. 2-0, 2-0. No, da rivedere perché non si capisce qui che cosa, quale sia anzi la decisione dell'arbitro Marchetti. Fuori gioco. Fuori gioco. Dunque gol annullato e si riprende subito. Cogoni ha ricevuto Cuccu, palla in avanti per Murgia, si accende adesso il match al Piero Polese. Bruno, pallone che viene girato sulla sinistra, Puzzu, anzi Sambiagio contro Cuccu, non mantiene il pallone in campo, rimessa laterale per la Ferrini che vuole accelerare i tempi quando mancano praticamente 15 minuti più recupero alla fine del match. 1-0 per il Calangianus, il gol arrivato al 15° minuto da parte di Ferrari che è uscito e ha lasciato il suo posto a Puzzu con la numero 3. Daga ha inciso soprattutto il portiere della Ferrini da quando è entrato. Esposito, Bruno, palla rischiosissima all'indietro, se la cava poi Forzati girandola su Puzzu, palla in avanti, Cogoni raccoglie e va all'indietro, Cuccu libera Todescatto, D'Agostino, Mutu all'indietro, Argiolas, palla in avanti, il petto e il rilancio da parte di Spina, la testa di Mutu a servire Daga. Martinello vuole, si vede, trovare il gol che
che non è ancora arrivato, o forse è arrivato ma con posizione di fuorigioco. Palla in mezzo di Pisano, Spina con la testa, fallo in attacco. Fischia Marchetti. Forzati guadagna secondi. Palla lunga di testa Zara con un fallo Mudu. C'è stata una spinta ai danni del numero 12 del Calangianus. Calcio di punizione per la formazione ospite di Ferruccio Terroso. Bruno a battere questo calcio di punizione, a rientrare sull'area. È liberissimo Martinello, arriva poi Cuccu. Bruno, secondo palo, la testa in mezzo per Azzara che non ci arriva. Sinistro di San Biagio, palla fuori. Daga con la rimessa dal fondo. Si riparte. Mudu, Cogoni, Bruno a centrocampo, recupera palla, allarga nella zona di Azzara, arriva in sovrapposizione il numero 3 Puzzu, ancora Puzzu con deviazione, si guadagna calcio d'angolo. Andrà a battere San Biagio. Mudu che sistema il pallone nella bandierina, vuole affrettare sicuramente i tempi. Al centro sale anche Esposito, Ongaina e Spina dalla difesa, tutti nell'area piccola. Ferma il gioco l'arbitro, ci sono dei scontri all'interno dell'area piccola di Daga. Si va, pallone in mezzo di San Biagio, Daga vuoto, anzi no, la prende ed è bravo in uscita. Savage, arriva il raddoppio di Pisano, palla in mezzo dell'8, sul primo palo a vuoto, arriva San Biagio da dietro, San Biagio, destro, alto. Applausi del pubblico numeroso arrivato da Calangianus. Cogoni, testa di Todescatto, Areso a centrocampo, palla all'indietro, Cuccu ha cercato Murgia, ha trovato una deviazione, allora rimessa, pallone verso Podda, Todescatto in chiusura, ancora Cuccu con le mani, sempre verso Podda, questa volta riesce a passare, la testa di Spina in anticipo e poi a liberare. Bruno, Azzara, ancora Bruno, in prima attenzione, bandierina alzata, altro fuorigioco di Martinello che se lo ricorderà a vita.
D'Agostino, Pisano, verticalizzazione per Argiolas che è costretto però a tornare indietro da Mutu. Coconi, Cuccu, si accentra il numero 2, poi serve D'Agostino, allarga per Argiolas, sovrapposizione di Pisano. Argiolas rientra a destro largo verso Murgia, stop, area di rigore per Murgia, interviene benissimo Puzzu che poi libera all'1-2, Puzzu, avanza il 3, Puzzu verso l'area, viene bloccato, alla fine Mutu. Si lamenta poi Puzzu con l'arbitro per un possibile fallo, lascia giocare Marchetti. Pisano, Argiolas, centralmente per Aresu, si gira e serve lungo Murgia, palla in avanti per Cuccu, ma è stato fischiato un fallo ai danni di Murgia di Puzzu e allora il numero 20 andrà a battere e mandare questo pallone in mezzo, lascia dunque ad Agostino. Col sinistro. D'Agostino col sinistro, palla in mezzo, ha liberato Todescato, poi alla fine non riesce in modo a liberare, Esposito spreca l'occasione di poter andare in contropiede verso i pali di Daga, ha messo il pallone in fallo laterale. Rischiosissimo passaggio che però favorisce un movimento in avanti. Murgia passa in mezzo a 2, non in mezzo a 3 perché arriva poi la chiusura da parte di San Biagio e allora rimessa per la Ferrini. Cuccu verso Podda, alla fine Spina è entrato al posto di Vinicius in questo secondo tempo. Spina in avanti, posizione irregolare di Bruno, si alza ancora una volta la bandierina. Pisano, è buono il pallone per il numero 15. C'è stato anche un cambio, sì, proprio in questo momento è stato effettuato il cambio da parte della Ferrini perché è entrato a 6. Spina carica i compagni, di testa Pisano, Podda, anzi D'Agostino proprio verso Podda, la testa di Ongaina, poi quella di Bruno, D'Agostino, stop, mancano 5 minuti per recupero, ha messo fuori il pallone Puzzu, con le mani è andato a battere D'Agostino, palla in mezzo verso Argiolas, l'anticipo di Esposito, Pisano recupera palla Esposito, occhio perché parte il contropiede, palla lunga, Daga in uscita e in anticipo, Bruno, e c'è fuori Daga, Bruno da lontanissimo spreca l'occasione del doppio vantaggio, un'altra volta il Calangianos, cambio nelle file della formazione ospite di Ferruccio Terrosu, esce con la numero 25 Martinello ed entra con la numero 18 Gori. Applausi del pubblico ospite
per la prestazione di Martinello, che ha trovato il gol in questo secondo tempo, ma è stato annullato per fuorigioco e se lo ricorderà. Daga va lungo, testa di Todescato, poi Murgia guadagna la rimessa, andrà a battere Cuccu, c'è però prima il cambio dalla Ferrini, entrerà Floris ed uscirà Cuccu. È entrato Floris al posto di Cuccu, cambio offensivo per Sebastiano Pinna, è entrato un attaccante al posto di un difensore, ci vuole provare la Ferrini a sistemare questa partita, a ripararla dopo lo svantaggio arrivato al 15° minuto. Proni in avanti, eccolo il tocco di Floris contro Spina, ha liberato però Todescato che alza questo pallone nella zona di Podda, la testa però di Puzzu, alla fine il pallone che viene mandato in avanti, Bruno in chiusura, tutti nella metacampo del Calangianus, la testa di Spina, Pisano deve raccoglierla, arriva però in pressione Esposito, Pisano lascia scorrere la sfera in rimessa laterale che andrà a battere proprio lui con le mani, pallone all'indietro verso Modu, ultimi minuti al Piero Polese, Daga lancia in avanti verso Podda, la testa di Spina che forse si aiuta col corpo, poi alla fine recupera il pallone Floris che non riesce a passare, anzi Murgia, Argiolas, sinistro di Pisano, dentro per la testa di Podda, non ci arriva, alla fine nei pali di Forzati e calcio d'angolo. Viene dunque corretta la decisione da parte del secondo assistente dell'arbitro, sarà calcio d'angolo, tutti su. Daga rimane nella propria metà campo, tutti in avanti per la Ferrini, tranne Azzei, palla in mezzo, la testa e il tocco da parte di Cogoni, si riparte con una rimessa dal fondo, vuole giustamente velocizzare qui la Ferrini, a battere Forzati con calma il portiere del Calangianus. Con questa vittoria salirebbe dunque il punteggio in classifica con 17 punti, la Ferrini dunque ferma 15 a -2, ma non è finita perché qui recupera il pallone Azzara contro Pisano, Azzara riesce a prenderlo, arriva però in un secondo momento Cogoni a chiudere, Pisano passa, bravissimo, e poi Floris, la chiusura di Esposito, Bruno centralmente per un compagno, Gori, D'Agostino recupera il pallone, subisce tantissimi colpi, D'Agostino allarga per Murgia in mezzo, il colpo di testa e il pareggio da parte di Podda che pareggia la partita nei minuti finali, incredibile, scoppia tutto il settore riservato ai tifosi della Ferrini, che partita nel finale! Ha fatto la classe. Ringraziamo. No, per te 17 -2. Stai già la classe. Cambia la ridillo. Ha pareggiato dunque il numero 9 Podda della Ferrini. Sta entrando De Simone. Tanti applausi del pubblico della Ferrini. Sicuramente c'è un po' di rammarico nella panchina, soprattutto nei giocatori
di Ferruccio Terrosu, perché avevano costruito una grandissima partita fin dall'inizio, sia in difesa e sia in ripartenza, perché il gol è stato trovato comunque con una ripartenza e tutto solo in area di rigore è riuscito poi a spedirlo in rete. Però qua ci vuole provare il Calangianus a tornare in vantaggio. Daga, palla in avanti, Podda di testa, Ongaina in avanti per Floris, che non riesce però a trovare questa palla. Rimessa laterale. D'Agostino, palla in avanti per Floris, la testa però è quella di Gori. Pisano, sinistro, erroraccio che si poteva evitare in questi ultimi minuti. In questo caso invece con il pareggio non cambia nulla in classifica, perché finisce ora la partita, finisce 1-1 al Piero Polese tra Ferrini e Calangianus. Al 15° minuto ha segnato il gol Ferrari, ha pareggiato nei minuti finali Podda e 1-1 il risultato. Vi ringraziamo per aver seguito questa diretta, un saluto da parte mia di Daniele Floris e dalle immagini di Filippo Tuveri.